Siamo allo sport calcio, il Venezia sconfiggendo il Monza per 3-2 vola in prima divisione. Per gli oltre 2000 tifosi arrivati in massa allo stadio Mecchia di Portogruaro nel veneziano è esplosa la festa con tanto di invasione di campo. Agli arancio-nero-verdi bastava un pari per riprendersi la C1. Vediamo. Così pubblico, giocatori e l'allenatore Marco Sottilli hanno salutato la promozione in Serie C, arrivata al termine di una partita che sembrava essere stata sceneggiata da Alfred Hitchcock, con continui rovesciamenti di fronte e di risultato. Il primo tempo vantaggio lombardo con Finotto, ma per ragioni tecniche la rete manca al nostro appello. Nella ripresa accade di tutto di più. Prima pareggia il Venezia con Boccaon, sfruttando questa incertezza difensiva del Monza. Poi ci pensa Gasbaroni, un giocatore di categoria superiore, a riportare ancora avanti il Monza. E quando già si profilava la promozione degli ospiti, è ancora Boccaon a riconquistare il pareggio. E alle soglie dei supplementari è un altro giovanissimo, da Polonia, appena entrato a regalare a se stesso, alla squadra e ai tifosi, la promozione. Una squadra giovanissima che ha onorato, che ha fatto vedere calcio, ha fatto vedere qualità, ha fatto vedere giocate individuali. Un Venezia che ha saputo soffrire, tanto cuore. Sono stato fortunato nell'azzeccare i cambi. È una vittoria più della voglia, più della capacità di sofferenza che non della qualità, soprattutto quella di oggi.